Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Momenti di preoccupazione per Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord e Sicilia Vera, che ha avuto un malore ieri sera poco dopo le 21, trasportato da un'ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Messina. Attualmente è in ospedale per accertamenti. Secondo le prime indiscrezioni, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Terzo caso confermato di West Nile, febbre del Nilo in Sicilia. Si tratta di un uomo di 70 anni residente a Firenze ma ricoverato a Mazzara del Vallo nel Trapanese. Gli altri casi riguardano due anziani di Marsala e Riposto, mentre il settantenne ricoverato il 4 ottobre nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Palermo con una forma di encefalite è stato dimesso ma resta sotto osservazione. Gli investigatori della Guardia di Finanza hanno individuato un soggetto in provincia di Palermo che avrebbe attestato falsamente all'ente erogatore di essere residente nel comune di Campofelice di Roccella e di essere separato dalla moglie, dipendente della pubblica amministrazione, percettore di redditi superiori al limite previsto dalla normativa di riferimento, e così avrebbe indebitamente percepito il beneficio dell'assegno sociale. È scattato il sequestro di oltre 28.000 euro. Sono circa 500 con 6 diversi barconi migranti giunti a Lampedusa dalla scorsa notte fino a questa mattina. La più grande delle isole delle Pelagie si è ancora una volta trasformata in una terra di emergenza, con i furgoncini che fanno la spola dal molo Favarolo all'hotspot di Contrada in Briacola. Con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.